Ha un cognome simpaticissimo e lei ha una personalità tutta sua. È davvero divertente, vuole fare la modella ed andare in Spagna. Conosciamo Chiara Fuch, esuberante 17enne in fila per il titolo di Miss Topolini. Nisida, è il tuo momento, presentacele tutte. Ciao a tutti e benvenuti su Miss Topolini Channel. Oggi ci troviamo con Chiara Fuch. Ciao Chiara, come va? Tutto bene, grazie. Perfetto. Vedo che oggi sei in compagnia di tante persone. Chi sono? Beh, ci sono i miei migliori amici, i miei compagni di classe, il mio ragazzo e la compagnia con cui giro. Ottimo. È stata dura convincerli a portarli fino a qua? Ma li ho costretti. Ottimo, così ci piaci, bella decisa. Allora bene, andiamo a conoscere i suoi amici. E ora eccoci con gli amici di Chiara, che uno a uno si andranno a presentare e raccontare un aneddoto legato a Chiara e come si conoscono. Ciao! Ciao, Come ti chiami? Soraya. E come conosci Chiara? Beh, io e Chiara ci conosciamo da 17 anni, andavamo alla scuola insieme, Che scuola? abbiamo fatto l'asilo insieme e l'elementare insieme. Vicino a casa, quindi poi ritornavate a casa insieme? Sì, andavamo al parco giochi insieme, andavamo ovunque insieme. Bene. E quindi oltre alla conoscenza delle scuole, che però il liceo non l'avete fatto insieme, mi pare di capire. No, lei ha fatto il Petrarca, anzi sta facendo il Petrarca e io sto facendo il Galilei. E sei contenta che si sia iscritta a Miss Topolini? Sì, sono contentissima perché io e mia madre le abbiamo sempre detto che doveva andarsi a iscrivere prima o poi. Ottimo, mi piace che ci sia già del supporto tra gli amici. Qualche altro ricordo legato a Chiara? Qualche conoscenza in comune? Beh, abbiamo passato 5 anni in campeggio insieme anche. Dove? In Croazia, vicino a Umago. E poi qualche altro, i nonni mi avevo sentito che vi conoscevate? Sì, e i nostri nonni erano molto amici, poi i nostri papà erano anche molto amici. Bello. Qualche aggettivo per definire Chiara? Beh, Chiara è sempre stata solare, ha affrontato, diciamo, la sua vita con un sorriso sempre. Bella Chiara, bene. Ti ringraziamo tantissimo, Soraya. Saluta e fai un in bocca al lupo a Chiara. Ciao! Siamo con il resto della compagnia degli amici di Chiara Fuch. Come ti chiami? Linda, Alessandro. Melissa. Joy. Raccontateci un po' come conoscete Chiara. E allora io e Chiara siamo compagni di banco da quasi 4 anni e quindi andiamo in classe insieme al Petrarca e la conosco a scuola. E in banco sedete nella prima o nell'ultima fila? È a metà. Quindi diciamo che casiniste fino a un certo punto. Esatto. Riuscite quindi a non farvi beccare dai prof? Sì, sì, siamo diventate esperte in questo. Bravissima. Tu invece? Io l'ho conosciuta tramite un mio amico che girava con lei e subito mi sono appassionato di questa compagnia e quindi la conosco così. Ah, quindi siete amici di compagnia. Da quanto tempo? Da 2 anni ormai. Ma tu fai la sua stessa scuola? No, non cioè, faccio il volta, però di solito andiamo a prenderle fuori da scuola, lei. Quindi comunque vi vedete spesso, tutti i giorni o comunque insomma il weekend lo passate insieme a far feste insieme? Sì, sì, sempre. Ottimo. Tu invece chi sei? Melissa. E sei amica di Chiara perché? Frequentiamo la scuola insieme al Petrarca. Da quanto tempo la conosci quindi? Da 4 anni. Perfetto. Ma tu sei nella scuola con lei ma non siedi vicino a Chiara? No. Sei lontana? Come mai? Sei in angolo in castigo? No, perché sono con l'altra parte dalle altre amiche. Però oltre a essere amiche di scuola siete anche amiche fuori da scuola, girate insieme, stessa compagnia? Compagnia, sì. Diciamo che più che altro l'ho conosciuta tornando a casa in bus assieme e dopo siamo diventate amiche. Quindi fate lo stesso tragitto o comunque un tragitto simile? Molto bene. E tu infine chi sei? Joy. E conosci Chiara perché? L'ho conosciuta l'altra estate al bagno a Muggia. Quindi tu sei di Muggia? Sì. Sì. E passate, quindi vi vedete spesso durante l'estate per far andare al mare insieme? Sì, più o meno ogni giorno. Ecco.
E ormai sei amico di tutta quanta la compagnia? Sì, sì, di tutti. Purtroppo iniziano già i super commenti amichevoli, ottimo. Allora, raccontatemi un po' se siete contenti che Chiara si sia iscritta a Miss Topolini, se sperate che vinca, se volevate che si iscrivesse, se state facendo qualcosa per farla vincere. Ma sì, sì, cioè siamo, penso, tutti contenti che si sia iscritta perché... Ma ve lo aspettavate che si iscrivesse? No, non lo so, cioè l'ho saputo più o meno l'ultimo giorno. Da poco? Non ho capito. Ma che si iscrivesse subito prima. Qualcuno invece ha provato a convincerla prima ancora che decidesse lei di iscriversi? L'altro anno, Sì, tu speravi già che l'altro anno si iscrivesse? però non l'ha fatto, però sto anno... Ha cambiato idea, quindi sei contenta, molto bene. E invece andiamo sulle domande un po' più difficili, andiamo sui ricordi. Qualche ricordo legato a Chiara, un'esperienza insieme, un qualcosa di come mai siete tanto amici, vista simpatica, un aggettivo per descriverla, se no. Partiamo da te. Beh, io posso ricordare un sacco di momenti in classe, durante le ore di lezione, ridiamo sempre dei professori, anche delle nostre cioè scherziamo insieme. Quindi immagino che stando a scuola insieme ne avete anche combinate parecchie. Esatto. Qualche punizione anche? No, per adesso siamo sempre riuscite a fare tutto di nascosto. Allora ve lo auguro anche fino alla fine della scuola. Tu invece un aggettivo per definire Chiara? Un aggettivo molto gentile, simpatica, infatti l'appoggio. Viva Chiara. Ottimo. E un altro aggettivo ancora, magari uno di voi due? No, non mi viene in mente... È un personaggio dei fumetti. È un personaggio dei fumetti? Perché è appunto pazza? Sì, esuberante. Molto bene. Allora niente, fate un ultimo saluto a Chiara, magari anche un in bocca al lupo. Ciao Chiara, tanti Viva auguri. Chiara. Viva Chiara. Viva Chiara. E un saluto a Chiara. Eccoci ora con una persona speciale per Chiara. Chi sei? Andrea, E perché sei speciale per Chiara? ma sono il suo ragazzo e penso di essere speciale, spero almeno. Noi ce l'auguriamo e mi raccomando impegnati per esserlo. Da quant'è che state insieme? Da 1 anno e 8 mesi. Bravi, mi piace. E ovviamente, come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti allora 5 anni fa, lei aveva una cotta per me, ma io non le badavo molto perché avevo una cotta per un'altra ragazza. E sì, noi ovviamente crediamo a questa storia. No, sul serio. E niente, poi lei aveva una cotta per me, io non le badavo, però 2 anni dopo, quindi un anno e qualche fa, e ci siamo rincontrati, Rincontrati dove? rincontrati sempre da Muggia. Ci siamo un po' trovati così di nuovo. Quindi anche tu sei di Muggia? No, sono di Trieste io. E quindi vi siete conosciuti, vi siete rincontrati ed è scattata così la scintilla, dal niente? È scattato un po' così la scintilla, sì. Abbiamo cominciato a girare assieme, andare al bagno di mattina, così. E poi ti sei proposto tu o ti sei proposta più, si è riavvicinata lei? Una cosa molto progressiva, insomma, siamo andati un po' avanti assieme. E quindi adesso sono ormai quasi 2 anni, possiamo dire, che state insieme, che va tutto quanto bene. Va tutto benissimo. Andrete in vacanza, la porterai in vacanza? Sì, forse a Londra, sì. Quest'anno? Quest'anno, quest'estate. Bene. Tu invece cosa studi? Quanti anni hai? Allora, ho 18 anni quasi anch'io, compio in dicembre. E bene, studio qua al liceo Carli, che non è un liceo, E che cos'è? che è una scuola superiore normale. E quindi non fate le scuole insieme? Vi trovate quindi pomeriggio, sere, weekend? Sere, comunque sì, ci frequentiamo abbastanza. E fino ad oggi, in questi 2 anni, hai fatto qualche sorpresa speciale per la tua amata? Sì, a Lignano l'altro anno avevo scritto in gigante Viva Chiara, Chiara sulla sabbia a terrazza mare. Beh, romantico, ci piace, ci piace. Che tenero! No, è stata una cosa bellissima, no, c'è da raccontare, merita, noi appoggiamo i grandi amori e i grandi anche gesti romantici, anzi ricordati di farli sempre, spesso, che a noi piacciono. E qualche aggettivo per descrivere Chiara? Sì, è solare, beh, soprattutto determinata, molto determinata, quindi se dovete votarla per me potete fare. Quindi sei contento che si sia iscritta a Miss Topolini? Sono molto contento, all'inizio anche se c'era un po' di così incertezza, poi ho detto ma no dai, magari viene fuori qualcosa di un po' più.
l'hai appoggiata, non è che avevi qualche... L'ho appoggiata. Quindi te l'aspettavi, insomma gliel'hai anche proposto tu di iscriverti? Sì, mi aspettavo. Perfetto. Per la finale hai in mente qualche sorpresa da farle, qualche magari striscione o giga? Cartellone, sì, ma non penso a niente di enorme. Speriamo per il tempo piuttosto. Sì, beh dai, speriamo anche noi tanto. Allora, grazie Andrea di averci spiegato un po' tutti i tuoi sentimenti per Chiara. Falli un saluto, un in bocca al lupo. Ciao Chiara, in bocca al lupo. Crepi. Chiara, grazie per averci fatto conoscere tanti dei tuoi amici. Ora siamo ai saluti finali, quindi un bacione e saluta tutti quanti. Ciao a tutti! Viva Chiara! Ciao a tutti.